Oggi si celebra Sant'Eligio. Il nome Eligio deriva dal latino medievale e significa scelto, eletto. La giornata mondiale contro l'AIDS viene celebrata in tutto il mondo il 1° dicembre di ogni anno. Si tratta di una malattia del sistema immunitario umano causata dal virus dell'HIV, la cui trasmissione può avvenire orizzontalmente, quindi tramite trasfusioni di sangue contaminato o rapporti sessuali non protetti, o verticalmente tra madre e bambino durante gravidanza o parto. Si tratta di una delle pandemie più distruttive della storia, ma si stima che l'accesso alle terapie riduca la possibilità di trasmissione di oltre il 97%. Quindi campagne di informazione e risorse appropriate possono davvero fare la differenza. Ma sapete come funzionano gli autovelox? Molti tipi di autovelox utilizzano il radar per misurare la velocità di un veicolo. Delle onde, dette radioonde, vengono inviate e poi riflesse e rivelate. In base alla velocità con cui arrivano di nuovo all'autovelox, si può risalire alla velocità dell'auto. Se il limite viene superato, si attiverà la fotocamera digitale che fotografa il veicolo. Buon inizio settimana ai 12. Oggi Venere entra in Sagittario e si fa stravagante alquanto, anche perché si oppone a Urano ed entra nel baldanzoso terzo segno di fuoco dello zodiaco. Marte, da canto suo, invece, disputa con Saturno. Cosa accade nello zodiaco e soprattutto nelle relazioni amorose? Scopriamolo insieme. Ariete, avete voglia di demolire le barriere proprio perché la Luna vi addolcisce nei vostri gradi zodiacali, ma quello che è importante è che Marte lotta contro le regole perché finalmente possiate vivere un amore libero, sereno e alla luce del sole. Toro, per voi Venere e Urano disputano un po'. Regole o no? Volete fare saltare tutto o no? Molto probabilmente voi Toro spesso preferite mantenere tutto com'è pur di non dire la vostra. Ma questa volta non sarà possibile con i pianeti e i loro giochi planetari. Gemelli, per voi, anche per voi, Urano, Venere e Mercurio non vanno troppo d'accordo, quindi la sensazione che qualcosa possa non essere del tutto chiaro in amore, rilassatevi un po' e chiedete comunque ai vostri partner. Cancro, la Luna oggi è di quadratura, ma ci pensa Giove a creare una magia tenendo insieme i delicati equilibri dello zodiaco, un Giove rabbonitore, un Giove amministratore, quindi magari oggi meno sentimentali del solito, ma sicuramente motivati a iniziare una settimana con una grande capacità di sintesi che guarda comunque alla concretezza del lavoro, delle finanze e dei spostamenti che incidono un po' sugli affetti. Leone, per voi oggi la giornata è rallegrata dalla Luna e anche se Saturno e Marte stanno disputando, in voi è l'energia giusta proprio per rompere un po' di limiti e di barriere o per ricacciare un qualcosa, un qualcuno nei suoi ranghi senza inficiare l'equilibrio della vostra vita. Ci riuscirete. Vergine, per voi la giornata oggi risulta molto importante. Venere entra in quadratura, Marte lo è già e anche il Sole, quindi oggi un po' di maretta in amore. Potrebbe il vostro delicato equilibrio essere un po' turbato da certe intolleranze o asperità del partner. Bilancia, per voi la giornata oggi è da Luna in opposizione, Venere però vi strizza l'occhio perché vuole farvi cambiare una serie di cose, fare anche dei colpi di testa se è il caso, perché no, rivoluzionare un po' la vostra vita, oramai è necessario. Scorpione, per voi oggi è l'arrivederci di Venere, Venere che ha fatto tanto nei vostri gradi e che ancora vi lancia una sorpresa, tutta da vivere e da scoprire. Il partner vi sorprenderà. Sagittario, Venere entra nei vostri gradi, un po' scossa e sconvolta da Urano per delle novità che si prospettano all'orizzonte, ma quello che è più importante è che
Marte dai vostri gradi sta disputando con Saturno una lotta ad armi pari, per cui riuscirete a ottenere quello che volete con un grande gioco di maestria. Capricorno, luna di quadratura oggi, ma i pianeti piano piano si avvicinano alla vostra 12ª area, per cui vi suggeriscono un po' le battute. State a guardare comunque, perché dal caos intorno a voi nasceranno delle dinamiche che sarà importante intercettare subito, quindi occhi aperti. Acquario, Venere risulta finalmente amica e tra l'altro in diretta opposizione con Urano. Volete qualcosa di nuovo, di sconvolgente, di stravagante, una novità in amore? Beh, è arrivata. Pesci, per voi Venere inizia una quadratura e Saturno nei vostri gradi sembra attaccato da un Marte che vuole ottenere a tutti i costi alcune cose importanti per voi. Ci riuscirete? Beh, lo zodiaco dice di sì. Vi auguro buona giornata. Di fronte alla crescente richiesta di autoveicoli, il fondatore della casa automobilistica Ford introduce la catena di montaggio. È il 1° dicembre del 1913. Rifacendosi alle teorie dell'ingegnere Taylor, divide i ruoli degli operai. A ognuno viene assegnato un preciso gesto che si ripete sempre uguale e in un tempo stabilito. Così nasce la produzione di massa, da cui l'economia trae benefici a discapito dei lavoratori che vivono in una condizione di forte stress. Oggi vi spiego un altro proverbio molto comune nel mondo dello spettacolo: fare fiasco. L'espressione nasce a Firenze e si deve a un artista di piazza che si esibiva usando sempre attrezzi diversi con i quali intratteneva gli spettatori. Un giorno si presentò appunto con un fiasco, ma l'esibizione non riuscì, provocando la disapprovazione e i fischi del pubblico. Da allora chi fallisce un'iniziativa ha fatto fiasco. Il matto di oggi è il pianista Paul Wittgenstein. È il 1° dicembre del 1913 e il giovane Paul è alle prese con il suo primo concerto pubblico, nonché l'ultimo con 2 mani. Il suo braccio destro, infatti, viene amputato a causa di una ferita inflitta durante la Grande Guerra. Paul non si arrende e continua a suonare solo con la mano sinistra. Ci salutiamo con la frase del giorno. Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando. Accogliamo questo nuovo meraviglioso giorno che è alle porte e ricarichiamo le energie per iniziare al meglio una nuova settimana. Vi rinnovo l'appuntamento a domani per una nuova imperdibile puntata. Buona domenica dalla vostra Martina.